I servizi ecosistemici sono degli servizi che l'ecosistema svolge, che vanno ad avere un impatto positivo sulla comunità umana, sulle collettività locali e globali. Sono tantissimi, numerosissimi, vanno dalla produzione legnosa alla regolazione, quell'effetto che la foresta può avere sul clima, sulla regimazione delle acque, sulla qualità delle acque, sulla biodiversità, sull'equilibrio dell'habitat, sulla resistenza, anzi la resilienza degli habitat, fino ai valori culturali che una collettività locale esprime, ai valori storici, ai valori simbolici che una foresta può avere. Quindi sono tantissimi. Noi qui abbiamo parlato della biodiversità, ma la foresta la sappiamo che ha un valore storico e simbolico enorme, che è una delle foreste più, diciamo, importanti dal punto di vista del valore storico legato al Gran Bosco d'Areme della Repubblica di Venezia, ma ovviamente anche una foresta che ha un elevatissimo livello di biodiversità. Il cervo è una risorsa di biodiversità, è una risorsa faunistica, e allo stesso tempo però un visitatore che viene qui, diciamo, fa un'attività ricreativa, in questo caso di osservazione della fauna, che per lui è un'attività piacevole, quindi diciamo che ha un effetto positivo. Ha anche un indotto, perché una persona che parte dalla pianura, affronta delle spese di viaggio per venire qua, magari passa anche la serata a dormire fuori, passa la serata al ristorante, in qualche modo porta esprime una domanda che si concretizza con dei valori economici. Il fatto che una persona sia disposta a spendere dei soldi per arrivare e fare delle attività in questo caso di osservazione, vuol dire che gli dà un valore, e a volte anche li misuriamo attraverso proprio misurando la disponibilità a pagare, cioè intervistando direttamente quelli che sono gli utenti, chiedendo quanto valore danno a quell'attività che fanno e quanto eventualmente sarebbero magari disposti a pagare per un servizio aggiuntivo. Per esempio, se io ti do un punto di osservazione dove tu puoi andare indisturbato, nessuno ti manda via e puoi vedere benissimo il cervo, forse le persone sono anche disposte a pagare, come quando vanno al cinema e pagano un biglietto d'ingresso al cinema, e quindi questo potrebbe essere un piccolo aiuto che magari poi nella logica dei pagamenti dei servizi ecosistemici viene utilizzato per mantenere la foresta.